Comunque un filo allungata, la testa di buone dimensioni, però manca un po' di uso. Abbastanza ben sviluppata, le torace, manca anche un po' di angolatura posteriore. Cioè, poi è molto buono oggi, non posso dare, sarà da rivedere l'età della natura. Terzo eccellente. La femmina giovane è di forte costruzione, ha bisogno di maturare, è solo 9 mesi, è un filino allungata, si muove molto bene nonostante la forte struttura e un po' di debolezza nella linea superiore, quindi è una cagna che è da rivedere più avanti perché per questa costruzione necessita di maturazione, quindi una cagna che si vedrà bene secondo me nei 2 anni e poi. Eccellente questa femmina fatta quadrato, buona testa, soprattutto molto tipica, buone dimensioni, bisogna considerare i rapporti con la taglia, ha un buon uso ben sviluppato, forte struttura scheletrica nelle mascelle, buon tartufo, eccellente. È molto corretta, considerando anche che ha 9 mesi, quindi molto corretta, ottime regolature, ottima soprattutto la testa, la tipicità della testa, i rapporti cranio-muso, il muso ben sviluppato, buon tartufo, soprattutto a differenza di tutte le altre, la prima ha un'ottima uscita di collo che la fa muovere molto bene. Il discorso del bilanciere cefalo-cervicale viene avvantaggiato da questa uscita di collo, quindi primo eccellente. Brava! Brava Siri! Voce, sì.